Pollina, località Il Coll, presso la cantina Borgo Coll, in un posto meraviglioso. Sono qui con Daniele Carletta, enologo e titolare di questa splendida cantina. Ciao, raccontaci la tua storia. La mia storia, nasce dai genitori. I genitori hanno fondato questa azienda 35 anni fa con un settore prettamente agrituristico, non solo cantina. Ricevavamo già molti clienti tutte le settimane, tutti i weekend, e apprezzavano i nostri prodotti, tra i quali il prosecco e il vino in generale. Qual è la chiave del tuo successo? La chiave del successo è stata una prima fortuna di andare alla scuola enologica e quindi apprezzare questo mondo in tutte le sue sfaccettature e imparare tutti i segreti di questo mondo dal punto di vista teorico. E poi questa natura e questo paesaggio mi ha coinvolto e siamo entrati nel vivo della produzione del prosecco. Daniele, parliamo di quest'oro della terra. Come si arriva ad ottenere dei prodotti così d'eccellenza come il tuo? Diciamo che tutte le fasi sono importanti, dalla cura maniacale in vigna, cioè noi siamo andati a selezionare di tutti i vigneti che avevamo i pezzi migliori, e siamo andati a selezionare le cultivar migliori, le varietà migliori di prosecco, perché non ce ne sono tante. Poi quando abbiamo avuto la vigna l'abbiamo curata nel minimo dettaglio, anche questo è importante, perché da una buona uva si ottiene un buon vino, al contrario non è possibile. Da un punto di vista enologico, in tutte le fasi produttive, qual è quella più delicata, più impegnativa? È una domanda difficile, perché ogni fase della produzione è complicata, ogni fase può implicare un risultato diverso. Ecco che per ottenere un grande prodotto, per ottenere un prodotto d'eccellenza, bisogna seguire tutte le fasi in modo maniacale. Ma nello specifico, qual è la fase più importante che fa la differenza? Fondamentale è la selezione dei vini. Post fermentazione, quando tutti i vini sono pronti, io li assaggio periodicamente e vado a selezionare le basi migliori. Le basi migliori mi daranno il prosecco superiore. Stiamo attraversando un periodo di forte siccità. Dal punto di vista organolettico, in quest'annata, che cosa ci dobbiamo aspettare nei vini? Quest'annata sarà veramente difficile. Sicuramente avremo un prosecco diverso, sicuramente questo caldo, questa siccità andrà a caratterizzare il gusto, e probabilmente dal punto di vista tecnico sarà un vino un po' più salato, un po' più sapido, meno acido del solito. Certe annate ottenevamo dei prodotti aciduli che il segreto era aspettare il momento giusto per andare in bottiglia. Ecco che in questo caso saranno pronti prima, ok? E troveremo dei profumi che dal floreale si sposteranno verso il fruttato, a volte anche verso un fruttato maturo. Però potremmo avere sempre una grande annata. Non è detto che questa siccità vada a inficiare in un prodotto di qualità. Daniele, sei anche sommelier, quindi da un punto di vista organolettico, a una persona inesperta, da che cosa consiglieresti di valutare un buon calice di prosecco? Come sommelier, io quando faccio le mie degustazioni parto sempre dal colore. Noi sappiamo che il prosecco è un vino a sé stante. Quando noi valutiamo gli altri vini guardiamo sempre se sono di annate particolari, vecchi. Ecco che nel prosecco la freschezza è fondamentale. Il colore deve essere un giallo paglierino scarico, ok? Quindi se troviamo un colore un po' più carico, dorato, è già il primo segnale che abbiamo un prosecco scadente, un prosecco ossidato, un prosecco vecchio. Se domandate a me personalmente come valutare un buon prosecco, io lo valuto dalle sue bollicine. Quando lo beviamo, la cremosità delle bolle deve lasciarci stupiti. Deve essere cremose, devono essere perfette in bocca, non devono scoppiettare, perché che scoppietta è l'acqua minerale. Daniele, qui siamo nel tuo mondo, dove nascono le bollicine. Racconta. Qui siamo di fronte a delle autoclavi, parliamo del metodo Martinotti o Charmat, i due inventori. Ecco che qui tutte le volte che io faccio cominciare una nuova fermentazione è come far nascere un buon vino. Tutti i giorni vengo a vedere come procede, valuto le pressioni, valuto le temperature e cerco di creare la miglior bollicina possibile. Ecco che la regola di andare piano, la regola di seguire tutti i giorni nel dettaglio la fermentazione è fondamentale. A volte ascolto anche con l'orecchio il sibillio della pressione dell'autoclave per capire se sta procedendo nel modo più adeguato possibile.
Daniele, ti ringrazio, non mi resta che regalarti la nostra nuova maglietta. Grazie. Non ti chiedo che tappi usi, perché Allora, Viva. facciamo un brindisi. Viva. a te.